perché prima del recupero di Pescara, che sarà solo a fine mese, ci saranno dei incroci davvero molto importanti. A partire da quello di oggi, ovviamente consideriamo partita per partita, poi arriveremo ovviamente a trattare quello che sarà lo scontro diretto del club. Erano andati a rete Tommasella e Zanon, dalla centro nel frattempo attenzione a questa azione interessante della San Marino, interviene Mantovani spaccata al match di quest'oggi. Ora il San Marino prova all'altezza però delle vecchie contro l'area di rigore, il tiro cross da parte di Becco, la palla danza Franchi, un gran buono il pallone per Manzon, molto spazio, Francesca Manzon, lancia avanti per Zanon, è buono avanti Manzon, Zanon ha un po' di spazio, Zanon, evita, anche Diego, ancora Zanon, la parte vuota, Zanon, Zanon si è avventata, ha provato una fuga disperata oltre la propria area di rigore. Jessica Guidi, gli ultimi incontri disputati. Buono per Piai, sul pallone, prova a intervenire anche Poltrano, attenzione, il sbaglio di Canino, attenzione a Piai, prova a entrare nell'area di rigore, dal vertice basso dell'area di rigore, ha provato a sorprendere nel frattempo azione tra Poltrano e Fischi, può mettere un pallone basso nell'area difensiva e offensiva, con il tocco di Fischi supera Poltrano, Poltrano per Zanon, che ha spazio entra di rigore, Zanon prova la conclusione. il campo è praticato e quindi la partita è stata rinviata. Adesso cross centrale per l'area di rigore, attenzione per Dulbecco prova a controllare il pallone, Menin, la conclusione da fuori da parte del numero è stata ammonita per l'intervento che a fine primo tempo, quindi è stata terminata. Intanto un grande pallone di Thomas per Zanon, anticipato sulla destra per Mantovani. Può saltare Guidi, intervento di Guidi, calcio di rigore. Quinto minuto della ripresa, Natascia Piai contro Jessica Guidi, dal dischetto parte Piai che spiazza Jessica Guidi e trova il decimo gol in casa. Vittorio Veneto 2, San Marino 0. Sì, intanto merito di questo gol va ovviamente la precisione di Natascia Piai, ma anche appunto la limmercata vincente di Del Pasquale. Allora intanto lo avanti! Piai ai 16 metri, un po' in arriva per Manzon sulla sinistra, conclusione di Manzon. Al Bonetti, quasi alla testa della bandierina di sinistra, Bonetti a duello con i Virgili, riesce a mettere il cross in mezzo, palla che scavalca con Masella, Dulbecco in area di rigore, cerca di controllare, però è molto rischioso, quindi grosse difficoltà per rimettere in gioco il pallone. Attenzione in area di rigore San Marino, con il tentativo di conclusione, il staccato Dulbecco, rigore di sinistra, il cross di Piai, interessante, l'anticipo, la smanacciata per Manzon, cerca addirittura il cross in area di rigore, cross basso, palla che sta pensando, attenzione che c'è Manzon, da una mano di riferimento difensivo, poi Innocenti, cerca il centrocampo, presso in alto da parte del San Marino, la palla Micelei, attenzione che Zanon parte, velocissima, si immola verso la porta di Guidi, può andare uno contro uno, conclusione di Zanon, la parte di Zanon, una palla comunque difficile di Piai, ancora un errore per la parte del San Marino, Poltrano può colpire verso la porta, ancora gestire un'azione, attenzione un velo involontario che favorisce Casali per un attimo, allontana però da Ross. Attenzione, prendiamo ancora un altro lancio ottimo di Manzon per Zanon, che ha spazio sulla sinistra, prova il volare sempre da Zanon, entra nel rigore, affrontato da Canini, Manzon pallone basso, Piai! Azione da manuale del San Marino ovviamente, e a quanto spazio per Zanon che ha messo un traversone perfetto, raso terra in area di rigore, sul palo posto della Natascia Piai, che fa 11 in campionato. Ora sulla destra, Mantovani sceglie per via centrali proprio nell'attacco Greta Ponte, tocco per Manzon, ancora sorpresa di Piai del San Marino, Manzon, tutto spazio l'area di rigore per piazzarla, ha provato ancora Poltrano, sulla destra, il tocco per Mantovani, in area di rigore, Manzon, la conclusione! ha impattato su No, chiediamo a Stefano Modolo, è ancora no, quinto minuto di recupero, guarda se l'altro gol, vediamo. No, perché il nostro riferimento è il gol del Sassuolo. No, del